Buongiorno amici, ecco qua, sono il dottor Franco Tosini del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Questa mattina stiamo facendo l'innesto erbaceo orticolo su pomodoro. Un pomodoro, una prova sperimentale varietale di ciliegino datterino di diversi colori, proprio nell'ottica della diversificazione del mercato cerchiamo di andare a presentare questi materiali di diverse colorazioni che potrebbero, per così dire, innovare, potrebbero smuovere magari il mercato nel momento in cui è più bloccato, perché con materiali più piccoli, materiali colorati, oltre ad essere prodotti più salubri, sono anche più salutistici per la nostra, salute. In questo caso l'innesto è un innesto tradizionale, semplice, con uno spacco a 45 gradi sul portinnesto, uno complementare sul nesto, e si va ovviamente ad aggiungere da due piante, si forma una pianta unica. Il portinesto è una pratica ormai consolidata, è una pratica che ormai tutti i produttori che vogliono fare un pomodoro sostenibile devono acquistare queste piantine, che vengono ovviamente prodotte da vivai specializzati, professionisti, ed è una piantina ovviamente molto più robusta, diciamo rustica se vogliamo, rispetto a una piantina franca. È una piantina che ci permette di svincolarci da eventuali problematiche legate al terreno, per cui una piantina che ci permette una coltivazione in cui faccio un minor uso di input chimici, quindi una sostenibilità sicuramente ambientale, ma diciamo anche sociale, perché l'operatore che coltiva esegue meno trattamenti e ovviamente otteniamo dei frutti da queste piantine più salubri. Ecco a voi quindi questa mattina questa tecnica particolare per queste prove sperimentali. Nei prossimi giorni andremo ad operare altri innesti su altre tante prove, vi terrò aggiornati e vi ringrazio per l'attenzione.